A Favara la tradizionale fiaccolata mariana di fine maggio si è arricchita di un sentimento in più. I recenti episodi malavitosi che hanno interessato la città, tra gli ultimi omicidi e la sparatoria di qualche sera fa, hanno fatto indignare la chiesa favarese che ieri sera ha voluto urlare la condanna a questi gesti. La fiaccolata mariana, che normalmente si svolge l'ultimo venerdì del mese di maggio, quest'anno è stata posticipata di qualche giorno a causa di alcune ordinazioni di sacerdoti che il vescovo ha fatto proprio la stessa sera di venerdì scorso. Organizzata dalla Consulta Pastorale Giovanile di Favara, guidata dalla coordinatrice Angela Castronovo, unitamente al sacerdote assistente Don Calogero Lobello, ha visto la partecipazione di diversi fedeli che si sono dati appuntamento presso la chiesa del Rosario a 2 passi dal Castello Chiaramontano. Da lì, intorno alle 20:45, è cominciata la processione con le candele accese in mano verso la chiesetta della Grazia Lontana. Giunti sul posto sono state elevate brevi preghiere a Maria e poi c'è stata la meditazione dell'arciprete di Favara Don Giuseppe D'Oriente con la condanna delle azioni malavitose di questi giorni. È chiaro che questa situazione rende insicura la gente. La gente ha paura di ricadere in situazioni storiche che il Paese ha vissuto e che io mi auguro non abbiano a ripetersi, e anche lo Stato possa con decisione mettersi a contrastare questa forma di illegalità, ma che poi non è solo di illegalità, di violenza, di sopruso, di ingiustizia, di prepotenza, che non può assolutamente essere condivisa. Ecco, tutti però dobbiamo prendere coscienza che ognuno di noi con le sue scelte deve dire no a questa situazione di illegalità così plateale e così, sotto gli occhi di tutti. Ad accompagnare giovani e adulti in pellegrinaggio verso il simulacro della Madonna venerata nella chiesetta della Grazia Lontana, che per pietà popolare occupa un posto privilegiato nella religiosità favarese, in particolare durante il mese di maggio, è stato il tema della speranza cristiana, ci ha detto la coordinatrice della Consulta Angela Castronovo. Oltre a Don Calogero Lobello e all'arciprete Don Giuseppe D'Oriente, a seguire la processione c'erano anche Don Diego Acquisto e i frati del convento San Francesco. Al termine dell'incontro poi c'è stato un momento conviviale. La chiesa parteciperà anche alla fiaccolata organizzata dall'amministrazione Alba, prevista per il prossimo 10 giugno. Noi saremo presenti già nelle nostre parrocchie, abbiamo avvisato i fedeli, ma anche tutta la comunità cittadina a partecipare coralmente e massicciamente a questo incontro, a questa manifestazione, per dire ancora con più decisione no da qualsiasi punto di vista, siamo religioso, politico, sociale, perché tutti dobbiamo dire no, perché questo offende ogni cittadino e tutta la città di qualsiasi pensiero, di qualsiasi modo di agire uno ha, di pensare, di fare.